Scuole riaperte tra le polemiche a Venezia, con stilettate, botta e risposta a distanza tra sindacati e comune. Nel mirino delle organizzazioni della funzione pubblica, la ripresa delle elezioni alle comunali, con la carenza di personale aggravata, dicono, dalle previste sospensioni per chi non ha adempiuto all'obbligo della vaccinazione. È una situazione difficilissima per tutti, ma da qui a dire che da parte del Comune di Venezia non ci sia stato alcun impegno lo trovo davvero poco onesto. Quando solo l'anno scorso abbiamo speso più di 2 milioni di euro in supplenze dettate da maggiori oneri organizzativi Covid. Impegno questo che per CGIL e UIL non sarebbe sufficiente. Annunciano da qui ai prossimi giorni pacchetti di ore di sciopero da parte delle singole educatrici, lasciate sole, dicono, anche con 12-13 bambini da gestire per periodi prolungati e a cui si aggiunge la carenza perenne di personale AMES. Ma l'assessore di reparto non ci sta e replica con cifre alla mano. E solo venerdì scorso abbiamo sottoscritto oltre una ventina di incarichi per poter riaprire in sicurezza le scuole oggi, senza sorprese che potenzialmente potevano esserci anche a fronte di personale mancante che per propria legittima scelta oggi non è temporaneamente in servizio. Minacciare scioperi significa mettere in ginocchio il sistema famiglie già ripetutamente messa a dura prova dal virus, il commento piccato dell'assessore Besio. Quando come comune non abbiamo mai avuto preclusioni sulla spesa per un ulteriore personale, lo trovo moralmente poco edificante.